un caso che io sia veneto, sia appassionato di cavalli, perché il Veneto ha la Fiera Cavalli, che è la fiera più importante del mondo, e siamo anche fra l'altro tra la comunità che rappresenta, diciamo, gran parte del sangue, diciamo, dei grandi purosangue, dei grandi vincitori a livello internazionale. Diciamo che ci sono tutte le componenti in questa fiera, 2500 cavalli, 60 razze diverse. Ricordiamo che l'Italia alleva circa 300.000 cavalli in allevamento, quindi sono presenti sul territorio nazionale, con un fatturato di circa 3 miliardi di euro. Devo dire che abbiamo già 1500 km di povie, di percorsi alternativi, e ci permettono di fare una cosa, di dare una risposta a questa grande crescente richiesta del turismo emozionale, del turismo esperienziale, che va fuori dai percorsi canonici del turismo e va a dar vita a nuovi fenomeni. Basti pensare a quello che sta accadendo, che so, nelle colline del Valpolicella, piuttosto che nelle colline del Conegliano Valdobbiadene o in altri territori, dove comunque sono nuovi circuiti turistici. È innegabile che crescono tutti a 2 cifre ogni anno.